Pronti per una nuova puntata di Summer Tour? Noi sì, insieme all'amico Roberto stiamo per raggiungere località Grotticelle, dove ci aspetta una nuova puntata di sole, mare, spiaggia e tanto divertimento. Rimanete con noi, si parte! Cosa importa se sogniamo in Puerto Rico, ma se stiamo insieme sembra un paradiso anche ospedito. Brucia il sole in ufficio, che voglia che hai di scappare, uscire dall'acqua coperti di sale, mare blu profondo sulla pelle il vento, intorno solo gente che balla, che balla, che balla, intorno solo gente che balla, che balla, che balla. Allora Roberto, perché venire a Grotticelle intanto? Perché è una delle baie più belle del Tirreno, perché siamo proprio nel cuore della Calabria e siamo nel cuore del turismo calabrese. Quindi... Avete ascoltato? Lui è Roberto e insieme a lui oggi vi parlerò di Grotticelle e di questi meravigliosi posti fatti da natura incontaminata, ma soprattutto da tanti servizi per il turista. È vero Roberto, quando arriva qui un turista deve andare a casa super soddisfatto, perché? Assolutamente sì, perché il turista è abbastanza coccolato da parte nostra e da parte anche del territorio, soprattutto anche nella spiaggia di Grotticelle. Ci sono innumerevoli attività per la quale il cliente, il turista, l'amico, il paesano o colui che ha bisogno di diversificare la sua vacanza la può fare sia oltre che stare sotto l'ombrellone, il classico lettino, sdraio o ombrellone, lo può diversificare noleggiando un gommone come questo. Oggi ad esempio stiamo facendo una puntata di Summer Tour grazie a te e alla possibilità di aver avuto questo gommone. Assolutamente sì, lo può tranquillamente prendere in locazione o può anche prenderlo con lo skipper e farsi un bel giro lungo la costa fino a Tropea e ammirare tutte le calette, le baie che ci circondano in questa meravigliosa costa degli dei. È un'estate questa più popolata degli altri anni o meno popolata? Al mio modo di vedere è un'estate meno popolata, speriamo che ci possa essere un incremento nel mese d'agosto, ma finora è stata un'estate con le statistiche fatte da un 30-35% di turismo in meno. Assodato il fatto che ormai strade, infrastrutture e tutto quelli che sono stati una serie di disservizi negli anni hanno potuto portare un po' a un calo, no? Se quelle che sono le statistiche lo confermano o meno, un calo di popolazione, di turisti che sono venuti in Calabria. Poi oggi cosa state facendo però? Vi state rimboccando le maniche state dicendo venite in Calabria perché noi non siamo di meno degli altri posti d'Italia e d'Europa. Assolutamente sì, noi siamo fieri di essere calabresi, fieri del nostro territorio, fieri della nostra cultura, fieri del nostro modo di accogliere la gente e far sì che la gente possa ritornare e beneficiare di questa splendida costa. Roberto, una particolarità di queste attrazioni di cui tu mi parlavi prima sono i giochi d'acqua. Assolutamente sì, è una buona attrattiva per la nostra zona, soprattutto per il nostro territorio. Io ho puntato tantissimo sui giochi d'acqua, tant'è vero che ho acquistato forse l'unico gioco d'acqua, il Twist, che mi è stato consegnato in Calabria. L'ho comprato nel 2018 e l'anno scorso ha avuto un grandissimo successo ed è un gioco che attrae tantissimi ragazzi, che oltre il mare, il sole, anche il divertimento a mare. Sole, mare, spiaggia, tanto divertimento, venga qui un attimo, venga qui, e anche un po' di paura, Sì, abbastanza, pure è stato bello, un bel panorama. Si è divertita? Sì, abbastanza. Via, fuori la prima, a posto, è andata. Secondo, com'è andata? Un bellissimo divertimento, panorama magnifico. Ricordiamolo, dove siamo? Siamo a Capo Vaticano. Siamo in Calabria, paese ricco di sole, di spiaggia, di mare e di tanto divertimento. Vai, sentiamo le ragazze, com'è andata? Un'esperienza bellissima, penso da ripetere. La prima volta che hai provato questo gioco d'acqua? Sì, la prima volta. Da rifare? Sì. Ok, può ritornare sopra. Com'è andata? Benissimo. Ma loro sono le nostre hostess, anche voi siete andate a fare.
Era da Che ci facevate voi? provare. Andiamo. Un altro errore di valutazione, l'amore in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che fossero buone sentire. Signora Nella, adesso ci troviamo in questa grotta, località Grotticelle, ma questa grotta, come dire, è sinonimo di questo nome, di questo posto? Sì, io direi che questa è una meravigliosa grotta. Noi l'abbiamo trovata così come voi la vedete e abbiamo lavorato tanto in questa grotta perché all'inizio vendevamo le bevande in un mastello con del ghiaccio dentro. Quali anni parliamo? 69-70 e forse anche prima. Ecco. Quindi tutto è nato da questa grotta. Siamo in questa struttura a Vibo Valencia, siamo in provincia di Vibo Valencia, località Grotticelle e Capo Vaticano, spiagge turistiche, mete turistiche, ma soprattutto quanto piacciono queste bellezze ai turisti che arrivano da fuori e non hanno mai visto e toccato con mano una realtà così vicino come la stiamo toccando noi. Allora, questo posto abbraccia, diciamo, tutto il mondo, perché qui vengono turisti stranieri, italiani e tutte le etnie possibili e immaginabili e tutti ammirano questo meraviglioso posto e soprattutto questa bellissima grotta che nel tempo abbiamo cercato di diciamo, perseverarla così com'è, diciamo, di lasciarla così com'è, tranne qualche piccolo ritocco naturalmente, per esempio il pavimento non l'abbiamo trovato così, ma quant'altro tutto quello che si vede è così com'era. Ecco. Abbiamo lavorato, dicevo, diversi anni, l'unico ricovero in tutti i sensi era questa grotta. Poi pian piano abbiamo fatto un piccolo chiosco all'esterno di questa grotta e poi costruendo il locale, il ristorante e quant'altro, la grotta abbiamo pensato di lasciarla dentro così come voi la vedete. Quindi La gente può mangiare anche in questa grotta? certo, inizialmente era stata allestita per 4-5 coppie come sala da ballo anche, abbiamo lavorato anche in questo senso. Prima che fosse bar, piccolo bar, ecco, chiuso con un cancello, che poi qualche volta rubavano pure, insomma, e così via. Sento dei rumori forti. Da dove provengono questi rumori? E questo non può essere altro che mio marito, che fa sempre rumore da una vita, rumore nel vero senso, e come lavoro, perché è stato un grande lavoratore in tutti i sensi, e lui per prima e io dopo. Abbiamo costruito tutto quello che vede e di questo noi siamo anche orgogliosi, grazie a tutta la gente che viene e che verrà in questo posto, grazie ancora. E quindi andiamo a conoscerlo, andiamo vostro a marito, conoscere perché è stato uno degli ideatori dove è partito anche tutto questo insieme a te. Diciamo uno la mente e uno le braccia. Perfetto, ha proprio indovinato, una le braccia forti e robuste, diciamo. Sentiamo questi rumori forti. Esatto, quindi... e io una piccola mente. Beh, no, direi una grande mente. Andiamo a conoscerlo, come si chiama? Si chiama Pino. Andiamo dal signor Pino della Grotta. Signor Pino, sento rumori, ma lei è possibile che sta sempre a lavorare? Ma sì, perché questo è un aratro molto vecchio, questo diciamo è stato comprato da mio zio, fratello di mia mamma, vive negli Stati Uniti, è venuto la prima volta nel 1950, è a Anno Santo, e ha regalato a mio papà, che non lo conosceva, questo aratro, che l'ha pagato 20.000 lire. Mamma mia, che bella cosa. Mio papà con questo aratro ha lavorato quasi tutti i terri di Capo Vaticano, perché era l'unico che l'aveva. E allora parliamo un po' della vostra storia. Da quanti anni siete in questa grotta, signor Pino? Io sono nato qui
a me mi chiamano Pino da Grutta. Pino da Grutta. Allora Pino, a quale anno, da quanti anni hai iniziato questa avventura? Io ho iniziato questa avventura dopo aver fatto il militare, congedato nel 58, perché io ho 84 anni e qui ho iniziato nel 59. Da solo, è arrivato qui, poi dopo ha conosciuto la signora Nella. L'avevamo già di generazione in generazione, si dice in efiteus nel gergo ecclesiastico, l'avevano avuto i miei avi, poi mio padre, poi sono passato io, colono, e poi io ho anche comprato qua molti anni fa. E poi Parecchio. è costato parecchi soldini. E poi è stato affiancato dalla signora Nella, sua moglie. Lei faceva l'insegnante, io che facevo il factotum di tutto, diciamo. E insieme, signora Nella, poi avete portato avanti questa bella avventura. Sicuramente sì, grazie anche a lui che, come dicevo prima, è stato un uomo validissimo, un uomo di lavoro, e nessuno può dire il contrario, assolutamente no, è una bella persona davvero. Ma diciamo un'altra cosa invece ai turisti: perché devono venire in Calabria? Beh, perché devono venire qui a Capo Vaticano? Capo Vaticano è un piccolo territorio, piccolissimo, che di quando c'è stato questo Capo Vaticano si diceva capo, il capo. Eravamo 10 famiglie in tutto e noi venivamo chiamati i capoti. Io venivo chiamato Pino da Grutta, perché avendo questa grotta, però era così, però io l'ho stata sistemata un pochettino con mazzole e pungiotto, che ce l'ho pure qua ogni tanto, questi, vedi? È stata anche un pochettino sistemata alla meglio, diciamo. E quindi devono venire qui intanto per la storia, la tradizione, quindi conoscere i caputi, hai detto, il caputo. Noi eravamo chiamati i capoti. I capoti, quindi venire qui Capo Vaticano. principalmente per conoscere i capoti. Eravamo 10 famiglie, tutte assieme, eravamo tutte assieme, mangiavamo E assieme. vi volevate bene uno con l'altro. Uno con l'altro. E poi per vedere le bellezze di questo posto. Certo, però poi hanno tutti iniziato a fare qualcosa turisticamente perché hanno visto me. Perché nella vita ci sono due specie di invidia, la invidia benigna e la invidia maligna. Quindi hanno tutti incominciato con l'invidia benigna, hanno tutti fatto, ma tutti hanno visto me. Io ho cominciato qui a vendere delle bibite, 3 bibite, la gassosa, la Coca-Cola e la birra. La gassosa la vendevo 10 lire, la Coca-Cola 18 lire, che veniva da Pellaro, e la birra da Vibo. Che devo dire, no, qui non c'era acqua, avevo visto una sorgente che poi l'ho messo nei serbatoi, tutta una storia molto lunga, diciamo. Vi siete costruito veramente tutto con le vostre mani. Facevo del tè specialissimo, ho avuto tanto aiuto di Giuseppe Berto, perché Giuseppe Berto è uno dei primi che è venuto qui, dove lui che ha fatto conoscere alla RAI il primo canale, e lui portava persone di qualità e venivano a mare e le piaceva il mio tè. Quando venivano questi come Enrico Maria Salerno, la Loggia Brigida, altri personaggi, quindi lui venivano qua, dicevano vai là che là fa un tè buono, però a me non mi conoscevano, mi vedevano a me e mi dicevano scusi è qui dove c'è quel tè buono, e io vendevo, facevo del tè a tutta forza. Nella vita insomma bisogna rimboccarsi le maniche se poi si vogliono ottenere dei risultati. Lei li ha ottenuti anche se con le proprie forze da solo? Di tutti, perché se il turismo c'è qui nel comune di Ricadi, Capo Vaticano e dintorni, è tutto merito mio. Mia moglie è stata vicina a me, lei faceva il suo mestiere, in più aiutava il mio mestiere e io aiutavo anche a lei nel suo mestiere. Insomma era con la macchina, in giro, scuole, eccetera, eccetera. un connubio perfetto, mente e braccia insieme fondati da un grande amore. Che bella questa storia, che bella questa storia, quella di Nella e di Pino da Grutta in dialetto, quindi l'amore può anche finire, i ricordi non finiscono. Pino, sei grande davvero. Io ti devo lasciare un attimo perché il tuo chef ci sta per preparare il piatto tipico, quindi devo andare da lui in cucina adesso. Ti lascio un attimo. Grazie Pino per queste belle parole. Io ho navigato molto tempo e ero anche in cucina
diciamo, no? Quindi conosco anche la cucina, conosco tutto. Beh, certo, il capo di un'azienda, no? Il mio chef vedo cosa prepara, perché è molto importante, perché l'occhio vuole avere la parte sua anche. Vado subito da lui allora perché tu l'hai già visto che sta preparando, io ancora no, vado a vedere cosa sta succedendo. Grazie Pino, ti abbraccio. Ritorno nella magica grotta dove lo chef ha preparato il piatto tipico di Grotticelle. Chef, di che cosa si tratta? Allora, qui abbiamo della cipolla rosolata in padella con un tocco di pomodoro, come possiamo vedere. Che profumi che arrivano. E poi delle fileie, una tipica pasta dell'Interland Vibonese, fatta a mano dai nostri nonni e tramandata per le generazioni. Da queste zone i filei sono una pasta tipica, l'ho riscontrata anche in altre strutture. Qual è la particolarità di questa pasta? Ecco, una pasta fatta a mano con delle bacchettine di ferro e si chiamano fileia ed è fatta di grano duro e acqua. Solamente questo, molto povera ma molto buona, nel tempo riconosciuta quasi in tutto il mondo. Ok, prepariamo il piatto. Ecco qua, sì. Quindi per una porzione, per chi ci segue da casa, quanti... 100 grammi di fileia sono perfetti per fare una porzione. Quindi caliamo la pasta nell'acqua bollente. Intanto che cuoce la pasta, chef, vedo che ha allestito con la cipolla, con i peperoni, con il caciocavallo del territorio, no? Quanto piacciono ai turisti questi prodotti? Sono davvero molto apprezzati perché sono prodotti genuini dalla nostra terra e molto saporiti, dei sapori molto forti ma ben gustati dalle persone, ecco. Una volta scolata la pasta possiamo iniziare con una piccola mantecatura sul fuoco, facciamo saltare e diciamo che la pasta è pronta. Immancabile un peperoncino. Peperoncino di Calabria che non guasta mai, ma soprattutto il nostro caviale calabrese. Il nostro simbolo. Il nostro simbolo. Signori, da Grotticelle è tutto, buon appetito! Grazie ai giochi e alle attrazioni abbiamo potuto ammirare, no, questo mare pulito, questo mare splendido. No? Tu prima, mentre eravamo in viaggio, dicevi la trasparenza dell'acqua. Assolutamente sì, infatti il mio invito è di venire in Calabria, di venire nella località Grotticelle, nel Capo Vaticano, nel comprensorio, ma non come turisti ma da protagonisti, perché questo è quello che merita questa zona. Merita proprio che la gente venga e si senta coccolata dalle bellezze che Madre Natura ci ha dato. Grazie a tutti per averci seguito, continuate a seguire Summer Tour, ancora in giro per tanta Calabria.